Una cosa del genere lascia sgomenti e non trova nessuna motivazione o giustificazione. La vera preoccupazione è per mia moglie e mio figlio, perché, per quel che riguarda il lavoro, non sono tipo che cambia idea con le intimidazioni. Così il manager veneziano Pino Musolino, 43 anni, attuale presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ed ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale dei porti di Venezia e Chioggia, ha commentato la notizia che lo ha portato suo malgrado al centro dell'attenzione. L'eco di quanto avvenuto a Civitavecchia è rimbalzata velocemente in laguna. Musolino è stato bersaglio di un presunto atto intimidatorio. Un ordigno rudimentale, incendiario, è stato infatti ritrovato venerdì a Civitavecchia, nei pressi dell'abitazione dove vive con la famiglia. Pino Musolino dirige il porto della capitale. Solidarietà a Musolino è stata espressa in modo trasversale da tutto il mondo della politica veneziana e delle sue istituzioni. Tra queste ben sintetizzano il pensiero comune le parole della consigliera a Venezia del Movimento 5 Stelle H. Farsetti, Sara Wisman. Solidarietà all'ex presidente Pino Musolino. Nessuno deve rimanere da solo. Questi episodi confermano la necessità di tenere alta la guardia rispetto a attività criminose ed intimidatorie. Secondo le prime indagini, l'ordigno rudimentale, che sarebbe potuto esplodere creando gravi danni, è stato notato da un pensionato che però, invece di dare l'allarme, lo ha portato direttamente nella caserma dei carabinieri. Sono quindi intervenuti gli artificieri che lo hanno reso innocuo. Una pattuglia degli uomini dell'arma si è poi recata sul posto del ritrovamento, ma non sono stati trovati al momento biglietti o altri elementi che possono collegare con certezza l'ordigno a Musolino. Su questo aspetto le indagini sono in corso, così come quelle finalizzate a risalire all'autore del gesto.